Prosegue la riforma che in questa sede sta già dando alcuni risultati concreti, perché è stato raccontato come la questione legata all'infermiere di famiglia inizi già a funzionare molto bene e a dare delle risposte molto concrete ai cittadini. È una riforma epocale, per anni si è parlato di prendere in carico il paziente con tutte le sue necessità, per anni si è parlato di creare una sanità territoriale, noi per primi la stiamo mettendo in pratica. Con un punto di riferimento certo, con un punto di presa in carico in cui il cittadino dovrà e potrà esprimere tutte le proprie necessità, siano esse sanitarie, siano esse sociali, e quanti per lui verrà presentato un percorso specifico in cui si metteranno a disposizione tutto quanto ha bisogno. Oggi sono una ventina le case di comunità che abbiamo inaugurato. Tradate è una casa di comunità hub e quindi ci sono servizi ambulatoriali, ci sono 10 infermieri per l'assistenza domiciliare integrata, ci sono 10 infermieri di comunità e di famiglia, ci sono medici specialisti, ci sono ambulatori, c'è un consultorio, quindi c'è una forte integrazione tra i medici di base e gli infermieri. C'è una integrazione con i servizi sociali del comune e quindi è anche questa un esempio di casa di comunità nella quale viene presa in carico la persona e non la malattia. È un esempio anche questo di sanità di prossimità, addirittura con l'assistenza domiciliare che fornisce cure fino al domicilio. Sì, questa è la prima, ma ne seguiranno molte altre in provincia di Varese che sono già programmate. Anche il nostro territorio beneficia dei risultati concreti della riforma della sanità, che ha proprio lo scopo di rendere più visibile, più concreta, più capillare la presenza dei servizi sanitari sul territorio. La Casa delle Comunità è il primo strumento, poi si aggiungeranno gli ospedali di comunità, le centrali operative territoriali, un sistema completo che cerca di integrare l'offerta di servizi che già oggi esiste, ma che viene rivista in una logica di maggiore accessibilità per il cittadino e di più semplice fruibilità. Questo è lo scopo e questo luogo fisico avrà il compito di rappresentare concretamente il luogo in cui tutto questo può avvenire.